È una storia davvero unica e bellissima quella di Elisa Morin, o se preferite, nonna Isetta per familiari e amici. Nata l'11 novembre del 1920, nel giorno di San Martino, ha saputo di essere positiva al Covid, poco dopo aver compiuto con una forma invidiabile 100 anni. Ha affrontato e vinto il virus, dal quale si è negativizzata qualche giorno fa. È stata fortunata? Certo, perché 100 anni avere una di quelle malattie che c'è adesso Non è stato facile. non si fatti. No, non ho sentito niente, ma chiusa su una camera. Sì, mi sono anche paziente, anche se stavo in camera non mi fa niente. A darle tanto affetto e calore le sue figlie, Michele e Maria Grazia, che Elisa non rinuncia mai a salutare dal cancello del giardino del pensionato dove vive, e il ricordo per lei dell'amato marito pensiero spagnolo deceduto diversi anni fa. La sua giovinezza l'ha trascorsa in campo San Stin, poi, dopo il matrimonio, si è trasferita a Canareggio, una donna umile, ma al tempo stesso piena di energia, amante delle passeggiate in montagna, che fino a 86 anni frequentava corsi di ginnastica. Ecco dunque un racconto straordinario, forse quasi irripetibile, con cui chiudere un anno orribile, il 2020, drammaticamente segnato dalla pandemia. Per il prossimo anno ci vediamo per i 101 allora. Spero che questo benedetto virus sia andato via anche, No da me, ma da tutto. Sai cosa che ho? È il cuore sano. C'è proprio il cuore sano. Corsa. E ora il cuore sano supera tutto. Cioè, se sei mai se sei così, e ora sei pericoloso. Ma se sei sano, passa tutto. Tanti auguri a tutti.